Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, nell'ultimo video di giornata dell'esperto di calcio mercato e di calcio Batman napoletano. In questa serie che vi porterò ogni giorno, se non vi riuscirò a portarla ogni giorno, ve la porterò un giorno sì e un giorno no. Andremo a scovare dei talenti, ex talenti che non sono riusciti a sbocciare e magari sono, diciamo, tutt'oggi sono dei talenti falliti. Come primo calciatore che andrò a nominarvi sarà Hakim Mastur. Questo giocatore agli inizi della sua carriera a 15-16 anni lo volevano il Milan, il Real Madrid e il Barcellona e altre top europee come per esempio il Bayern Monaco e qualche squadra inglese tipo il Manchester United. Però nel 2012 è stato acquistato per 500.000 euro dal Milan, la compra del Milan, però già dopo 3-4 anni, nel 2015-2016, inizia a passare da una fase buona, che stai nel top, stai al top della tua carriera, che stai giocando nel Milan, inizia un declino, a non giocare bene, infortuni vari e viene acquistato in serie minori, per esempio in Serie D, il Carpi, poi il Regina e tutt'oggi ha 27 anni, 11 anni dopo da quando è stato comprato dal Milan, 13 anni dopo, scusate, da quando è stato comprato dal Milan, ehm, gioca in una squadra di seconda o terza divisione marocchina. Questo, diciamo, giocatore, non vi ho detto la nazionalità, è italo-marocchino. Ha i nonni marocchini, però poi per motivi di salute, per motivi familiari, sono emigrati in Italia, dove hanno avuto i genitori di questo ex talento e questo talento è nato in Italia, però sia il passaporto marocchino che italiano. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, lasciate un bel like e iscrivetevi tutti al canale e fatemi sapere se conosciate questo giocatore, questo ex talento, qui sotto nei commenti. Ciao!